shock nelle indagini per la morte di Lorenzo Nardelli. Il 32enne doveva incontrare una donna ma avrebbe sbagliato porta, finendo nell'appartamento dei due cugini che l'hanno aggredito e poi ucciso. Dopo l'incidente mortale di lunedì stamane un'altra motociclista è caduta sul Ponte della Libertà. Sono 14 dal 2015 gli incidenti legati alle rotaie lungo il ponte. L'assessore Boraso ha chiesto un dossier. Un corteo acque per denunciare come moto ondose ed inquinamento stiano distruggendo Venezia. Le associazioni remiere hanno scelto il giorno d'apertura della Mostra del Cinema per denunciare la situazione. Il Comitato Danni da Movida ha presentato alla seconda commissione consiliare della Municipale di Venezia le proposte di regolamentazione dei locali notturni. Una crisi d'astinenza da nicotina ha messo nei guai un passeggero turco in partenza per Istanbul dall'aeroporto Marco Polo. Dovrà pagare una sanzione da 2.000 euro. Inaugurazione dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia. Leone alla carriera va a Liliana Cavani. La Kermesse parte nel segno del cinema italiano. Partono stasera i festeggiamenti per il Palio di Montebelluna, manifestazione dai grandi numeri, la finale con la sfida tra i quartieri domenica pomeriggio in diretta dalle 13:30 su Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la svolta nelle indagini sull'omicidio di Lorenzo Nardelli. Sembra che il ragazzo avesse sbagliato ingresso entrando in casa dei due cugini che l'avrebbero scambiato così per un ladro, uccidendolo poi in ascensore. Vediamo. Una porta sbagliata. Il momento sbagliato forse, e Lorenzo Nardelli ha trovato la morte. Sembra infatti che la sera del 9 agosto, quando è stato ucciso dai due cugini moldavi nel condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre, dovesse andare a casa di una escort con cui aveva preso appuntamento telefonicamente. Ma una volta salito avrebbe confuso la porta entrando invece dai due cugini, dove era socchiusa e che a quel punto l'avrebbero scambiato per un ladro. Versione fornita dall'inizio, come conferma uno degli avvocati difensori. Alla luce di queste nuove indagini fatte dalla squadra mobile bisognerà accertare cosa è successo al momento in cui il povero ragazzo si sarà reso conto che quello non era l'appartamento della donna con la quale aveva l'appuntamento, e i due cugini si sono resi conto che questo qui evidentemente era un malintenzionato. Quindi bisognerà vedere cosa è successo in quel momento, chi ha agito per primo, che cosa è scaturito e quindi i comportamenti che ci sono stati da entrambe le parti. Quello che si può dire però è che la fatalità è talmente tragica che lascia veramente sconcertati. La donna, interrogata dalla polizia, avrebbe confermato di essere stata contattata dal 32enne, fissando l'incontro e scambiandosi anche alcuni messaggi, ma non l'avrebbe più visto arrivare. Questo cambierebbe lo scenario attuale. Cambia soprattutto la qualificazione giuridica del fatto. Non ci troviamo più di fronte ad un omicidio volontario, un omicidio doloso, ma ci troviamo di fronte a un'ipotesi di legittima difesa. Eccessiva, ma una legittima difesa. Difficile però non chiedersi fino a che punto si sia spinta questa legittima difesa per portare Lorenzo alla morte. Bisognerà vedere all'esito dell'autopsia, dell'esame autoptico, che non è ancora stato depositato nella sua interezza, quale sia effettivamente la causa della morte. Perché è stato accertato che l'ascensore si era bloccato, non era complanare rispetto al pianerottolo, il piano dell'ascensore non era complanare rispetto al pianerottolo, si è creato un gradino, c'erano le porte che sono bloccate, bisogna capire se la morte è venuta per contusione con i gradini o con le porte e quant'altro, oppure se è stata cagionata dalla forza. L'8 settembre è prevista un'udienza davanti al Tribunale del Riesame, cui gli avvocati hanno presentato istanza di scarcerazione. Io ritengo che a questo punto non si possa più parlare di omicidio volontario, non c'era nessuna volontà da parte dei nostri assistiti di uccidere il povero ragazzo. Tutto sommato probabilmente hanno trasceso sicuramente le loro intenzioni. Contattato, il legale della famiglia Nardelli si è riservato di esaminare attentamente gli atti prima di rilasciare dichiarazioni in merito alle recenti novità.
Ed ora una notizia di cronaca che ci arriva dal Friuli Venezia Giulia, che sta tenendo con il fiato sospeso un intero paese da questa mattina, perché è un ex militare 55enne originario di San Donà di Piave, l'uomo che prima ha girato armato in casa, poi si è barricato in casa. È successo appunto a Cordovado, in provincia di Pordenone. L'uomo 55 anni è un sottotenente di complemento, appunto originario di San Donà di Piave, dopo che alcuni cittadini l'avevano visto armato girarsi per le strade del paese. L'allarme è stato diramato al 112, che ha ovviamente allertato diverse pattuglie dell'Arma. Il motivo del gesto potrebbe essere riconducibile, secondo alcuni primi accertamenti, al provvedimento di ritiro delle armi cui era sottoposto l'uomo, in quanto appunto non aveva presentato la documentazione. Nei giorni passati sui social aveva postato dei video di minacce nei confronti dell'autorità e di annuncio di gesti autolesionisti. Sul posto sono giunti i reparti speciali dei carabinieri. L'uomo infatti è da questa mattina barricato in casa, carabinieri che stanno negoziando con il militare una sua uscita dall'abitazione per permettere naturalmente che tutto si svolga in sicurezza. Parte del centro del paese è ovviamente interdetta alla circolazione. A tutti i cittadini è stato richiesto di rimanere in casa. Vi aggiorneremo naturalmente su questa notizia di cronaca. E ritorniamo ora a Venezia, dove dopo l'incidente mortale di lunedì lungo il Ponte della Libertà, questa mattina un nuovo incidente, un'altra motociclista è caduta. Sono appunto 14 a partire dal 2015 gli incidenti legati alle rotaie del tram sul Ponte della Libertà. Sentiamo. Era francese e avvocato Fanny Merion, la 31enne che lunedì pomeriggio ha perso la vita lungo il Ponte della Libertà. Era sul sedile posteriore di una moto guidata dal compagno, anche lui avvocato, quando la gomma, a contatto col binario reso scivoloso dalla pioggia, ha perso aderenza. Poi la caduta. Come città di Venezia, come amministrazione, ovviamente ci rivolgiamo con grande cordoglio alla comunità francese, che è molto presente in città di Venezia, ma in modo particolare alla famiglia di questo avvocato, e quindi il massimo cordoglio, le sentite condoglianze, perché è un incidente gravissimo dove una ragazza purtroppo ha perso la vita. E solo a 2 giorni di distanza stamane un'altra motociclista è caduta lungo il ponte, anche se in modo meno grave. Salgono così a 14 gli incidenti a causa delle rotaie del tram dal 2015 solo sul ponte, motivo per cui alcune opposizioni in Consiglio Comunale chiedono si trovi una soluzione quanto prima. Questo sistema di tranviario aveva necessità di una corsia totalmente preferenziale. Purtroppo il progetto che ha ereditato il sindaco Bognaro, questa amministrazione, è questo. Ricordo a tutti che nel 2015, quando siamo arrivati, non funzionava neanche perché c'erano problemi seri sulla tensione elettrica, era totalmente bloccato, ma il mutuo correva, nel senso che abbiamo oltre 200 milioni di euro di mutuo da rimborsare alla Banca Europea degli Investimenti, con una rata di quasi 500.000 euro al mese, tutti i mesi, inesorabilmente. Non c'è solo la struttura in ferro dove corre il tram, ma c'è proprio la piattaforma che quando piove diventa a volte scivolosa, eccetera. Per questo Boraso ha intenzione di approfondire la questione. Io ho chiesto un fascicolo, un dossier alla direzione dell'AVM, perché quel tram è affidato all'azienda della mobilità veneziana AVM, un dossier in cui vengano declinati in maniera proprio statistica tutti i tipi di incidenti, dai più piccoli ai più gravi, ovviamente diversificati su tutta la linea T1 e T2, proprio per fare assieme all'azienda una valutazione sull'incidentalità. Capiremo quello che effettivamente è successo, faremo le nostre analisi con l'azienda della mobilità, anche per eventualmente, dove sia possibile, migliorare tutto ciò che attiene alla sicurezza. Ricordo però che questo tipo di sistema, questo tipo di sistema di mobilità, è stato autorizzato dalla Commissione ministeriale.
Un corteo acqueo da San Marco al Lido per denunciare come moto ondoso ed inquinamento stiano distruggendo Venezia. Associazioni di voga, vela e motore della laguna hanno scelto il giorno d'apertura della mostra del cinema per denunciare ancora una volta i problemi irrisolti in città. Dal bacino di San Marco fino al Lido per denunciare ancora una volta le gravi conseguenze che il moto ondoso provoca a Venezia. Dopo aver ricevuto la solidarietà del presidente della Biennale Roberto Cicutto e del direttore Alberto Barbera, anche loro saliti in barca, nel giorno d'apertura del Festival del Cinema, il gruppo Insieme, che riunisce 40 associazioni di voga, vela e motore della laguna con migliaia di iscritti, ha scelto per il corteo proprio il percorso principale attraversato dai taxi per raggiungere la sede della mostra, uno specchio d'acqua definito impraticabile per il costante moto ondoso. Oltretutto in quel luogo, la notte del Redentore, è morto un ragazzo di 19 anni. Delle 4.000 barche che erano presenti in bacino non c'era un piano per l'evacuazione, tra virgolette. Quindi è inevitabile che prima o poi succeda qualcosa. E la cosa forse si ripeterà, se non stanno attenti, anche con la regata storica. Cioè, non si pensa che c'è anche un popolo sulla barca. Cioè, valutiamo Venezia dimenticandoci che vive sull'acqua. Oltre al sovraturismo di una città che ha più posti letto per turisti che abitanti, moto ondoso e inquinamento sono i problemi che il gruppo Insieme ha sottolineato anche in una lettera al Comitato UNESCO che dovrà decidere l'eventuale iscrizione di Venezia nella lista nera dei siti a rischio patrimonio dell'umanità. E sono però due problemi su cui si può vedere veramente l'intenzione di salvaguardia da parte dell'Italia. Se per 50 anni non viene fatto nulla e anche adesso che ci sono i mezzi per poterlo fare non viene fatto nulla, vuol dire che non ci interessa la salvaguardia, ci interessa prendere soldi. Ed il Comitato Danni da Movida ha presentato alla seconda commissione consiliare della Municipalità di Venezia le proprie proposte di regolamentazione dei locali notturni. Le ordinanze del Comune sono giudicate insufficienti. Garantire la quiete notturna in tutta Venezia e non solo in alcune zone. Verificare l'estensione dei plateatici dei locali, che oramai invadono anche calli e corti interne. Aprire un tavolo di lavoro coi cittadini per tutelare chi si sente assediato dai 1500 locali che oramai sorgono in tutta la città e dalla loro spesso rumorosa clientela. Sono alcune tra le richieste al Comune esposte dal Comitato Danni da Movida alla seconda commissione consiliare della Municipalità di Venezia. La cosiddetta ordinanza antimovida del Comune, di cui si chiede il ritiro, è giudicata completamente insufficiente. Non c'è stato nessun confronto con la cittadinanza, il confronto è stato unico con le categorie e per cui il documento che ne esce è un documento totalmente squilibrato. Riteniamo che la salute non sia di destra, di centro, di sinistra, ma sia un fatto personale totalizzante. Abbiamo evitato di andare a fare la classica richiesta a qualche politico e ci siamo rivolti all'unico istituto che noi riteniamo assolutamente neutrale, che è quello della Municipalità di Venezia. Nato dall'iniziativa di alcuni residenti che denunciano come la propria vita e il proprio riposo siano pesantemente condizionati dalla sempre più intensa vita notturna cittadina, il Comitato Danni da Movida di Venezia è cresciuto in un mese scarso da poche decine a diverse centinaia di adesioni. Peraltro, in mancanza di soluzione, le azioni legali non sono escluse. Al momento il dialogo col Comune a che punto è? Credo che sia un dialogo tra sordi, perché ci vengono dette imputate alcune cose che non stanno in cielo né in terra, in sostanza. Per esempio che noi vogliamo assolutamente fare polemica, noi non vogliamo fare nessuna polemica, vogliamo semplicemente essere ascoltati, ma ascoltati in maniera seria, non ascoltati in maniera pro forma. Quando si dice fumare come un turco in preda ad una crisi d'astinenza da nicotina, proprio un passeggero turco in partenza dall'aeroporto Marco Polo per Istanbul ha forzato le porte airside, ha raggiunto la pista di decollo e atterraggio solo per accendersi una sigaretta. Immediatamente è stato bloccato dalla polizia di frontiera e sanzionato con una multa da 2.000 euro. È il terzo caso in una settimana. Un simile episodio infatti era accaduto pochi giorni prima, quando una giovane coppia ha forzato le porte airside spostandosi in luoghi in cui è severamente vietato fumare.
Ed ora torniamo a parlare della mostra del cinema. È in corso l'inaugurazione dell'80ª edizione. Ci colleghiamo quindi con il Lido di Venezia, dove c'è Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo, com'è allora questa inaugurazione? Buonasera Marta, ai nostri telespettatori. Si sono proprio appena adesso chiuse le porte della Sala Grande. Questo significa che la madrina sta per prendere la parola. È una mostra che ha visto un passaggio molto di ospiti, di star sulla red carpet, accolti dal direttore del Festival Barbera. È passata la Leonessa d'Oro alla carriera di Liliana Cavani, e soprattutto una grande festa per i fan, perché la pioggia che aveva così agitato un po' queste ore di preparativi della vigilia si è calmato, dal pomeriggio non piove più, quindi il ritmo del red carpet è stato pienamente rispettato, compreso la caccia di autografi e i selfie, e ieri avevamo detto madrina bagnata, madrina fortunata. Oggi con il red carpet così affollato di fans, la mostra è davvero partita nel modo migliore. Adesso parleranno solo i film. Se non hai domande dallo studio ti restituisco la linea. Grazie Lorenzo Maier, buon lavoro. Naturalmente noi continuiamo parlando della mostra del cinema, perché dicevamo si apre all'insegno di Liliana Cavani, grande regista novantenne alla quale verrà assegnato il Leone d'Oro alla carriera, poi il film Comandante di Edoardo De Angelis che inaugura la mostra in concorso. Si apre nel segno di Liliana Cavani l'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La regista emiliana riceve questa sera il Leone d'Oro alla carriera e nella nostra intervista si sofferma sul ruolo difficile delle donne. Chissà perché pensano che una donna non sia capace di raccontare, di pensare, quando c'è una letteratura piena di romanzi bellissimi fatti da donne, no? Lei è stato più difficile, essendo donna, affermarsi? Ma io ho vinto un concorso, stranamente. Ho vinto un concorso che mi ha permesso di aver avuto il diritto di diventare funzionaria della RAI di carriera. Ho rifiutato il contratto perché volevo fare quello che mi pareva. Qual è il senso di questo film? Una riflessione davanti al pericolo estremo. L'ultima volta si sono estinti i dinosauri. E Venezia è nel cuore? Beh, Venezia sì, è bello. È bello anche perché tra l'altro non hanno dato il leone mai a nessuna donna, capito? Il che è anche un poco simpatico. Nel suo ultimo lavoro, L'Ordine del Tempo, un'interpretazione importante è quella dell'attrice Claudia Gerini. È un film importante, di prestigio, di una grande autrice che io ringrazio insomma sempre, no? di avermi scelta, di avermi proposto questo personaggio. E quindi l'arrivo a Venezia è sempre un bel augurio, un bel accompagnamento per un'opera come questa, che diciamo così ha bisogno anche proprio di essere presentato al pubblico tramite un festival così importante. Ed ora sentiamo l'intervista realizzata dal nostro Lorenzo Maier al regista italiano Gabriele Mainetti. Gabriele Mainetti, allora, qui a Venezia come giurato, che sensazioni prova? È una commistione emotiva che si deve ancora definire, perché sono arrivato adesso e stamattina sono pure cascato dalle scale, quindi sto cercando un attimo di adattarmi. Non ho conosciuto ancora nessuno dei giurati, quindi vediamo che succede. Poi tra l'altro ho finito il mio film 2 settimane fa, quindi ho ancora questo riverbero di questo viaggio assurdo che ho fatto poco fa. 2 anni fa ho partecipato con Freaks Out, è stata un'esperienza molto importante per me, anche dolorosa, perché ero in sala e accanto a me c'era Bong Joon-ho con tutta la meravigliosa giuria e mi guardavo con gli occhi loro, guardavo il film con gli occhi loro e lo giudicavo malissimo, quindi ero anche molto impaurito, però insomma ho imparato tanto, sono sempre estasiato quando arrivo a Venezia. Infatti la cosa bella non credo che nessun'altra città
che abbia anche mostre d'arte del cinema così importanti come Venezia, abbia però una città così bella come Venezia. Un saluto a tutti gli spettatori di Antenna 3. Ciao da Gabriele. Ciao. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora del Palio di Montebelluna che comincia questa sera, manifestazione che comincia questa sera ed entrerà nel vivo domenica prossima con la corsa dei carri che Antenna 3 seguirà in diretta. Vediamo. Il palco, gli stand, tutto ormai è pronto in piazza Marconi. Ultimi ritocchi per il via ufficiale alla festa del Palio del vecchio mercato di Montebelluna. Si parte stasera con la consegna delle chiavi della città al presidente dell'ente Palio, Nicola Palumbo, e la sfilata delle damigelle. Una grande macchina, quella del Palio, che in questi giorni trova proprio il suo principale sfogo. Questa sera, vi dicevo, c'è l'inizio della manifestazione con la proclamazione della damigella della 33esima edizione, domani sera la presentazione squadre e poi avanti per tutte le grandi serate e i grandi appuntamenti del Palio. 33esima edizione della festa più amata della città, che rievoca l'antico percorso che unisce il nuovo ed il vecchio mercato. Una manifestazione che è entrata nel cuore di tanti per la sua semplicità, ma anche per la sua puntualità nel raccontare un fatto storico così significativo per la nostra comunità, ma anche direi per tutto il territorio. 6 giorni di festa ed eventi che culmineranno domenica con la giornata del Palio vero e proprio. Antenna 3 trasmetterà la manifestazione in diretta a partire dalle 13:30 con l'approfondimento quelli che il Palio, commenti e pronostici della gara che entra nel vivo alle 17 con la sfida delle 11 contrade e la corsa dei carri da Piazza Colonna a Mercato Vecchio, poco meno di 2 chilometri in salita, un percorso lungo il quale gli atleti dovranno spingere il pesante carro agricolo fino al traguardo. Il miglior tempo decreterà il vincitore. Ed è tutto per questa edizione, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo del nostro meteo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Dopo il forte maltempo che ha segnato il nostro territorio, il mese di agosto si conclude con la pressione atmosferica che aumenta e dunque porta un tempo più buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì ci mostra un ampio soleggiamento, solo con qualche nube. Nel pomeriggio saranno poi possibili dei piovaschi sui settori montani e pedemontani. Temperature in ripresa, minime sugli 11-15 gradi, massime comprese tra 22 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso al mattino cielo poco nuvoloso, a seguire non è esclusa una maggiore variabilità, anche in questo caso localizzata sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato con nubi alte in transito e limitati addensamenti pomeridiani. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime infine sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.